C'è chi ci è andato a Natale a vedere i presepi, chi a vedere i sassi, oppure ad acquistare un fiore coltivato dai ragazzi nelle serre. E in quasi 40 anni di storia sono state decine e decine di migliaia di persone. E ci sono più di 4.000 ragazzi che per la comunità San Francesco sono passati per superare i momenti più difficili della loro adolescenza. Oggi è stata la volta di un membro del governo. È sempre una grande responsabilità che un ministro della Repubblica Italiana visiti questo posto, che è in pari dignità anche con il bambino della scuola materna che visita delle migliaia, decine e decine e decine di migliaia di ragazzi e giovani soprattutto, che vengono su questo posto a provare a cogliere l'idea e il senso di avere ancora un sogno da spendere in senso plurale per tutti. Uno che fa tappa in questa isola di accoglienza alle porte di Feltre si trova ad attraversare un mondo di ricordi provenienti da ogni angolo del pianeta. Sono 1000 idee che trovano spazio in un incredibile museo. L'ultima è la prossima e ha colpito anche l'ospite di oggi. Veramente è un grande esempio, a cui va un grande riconoscimento, anche perché insomma con l'ultima iniziativa, quella dei 199 paesi contenuti in un mattoncino, con un percorso che va da Feltre fino ad Agrigento, fino sul luogo dove è stato ucciso il giudice Livatino, è ancora di più un momento di grande riflessione nei confronti del nostro paese, che deve guardare queste comunità come un esempio e deve seguire nei prossimi anni. Il mattone è partito dal Museo dei Sogni il 22 di agosto per passare in tanti luoghi che lo hanno ospitato fino alla tomba del giudice Rosario Livatino. Ma il Museo dei Sogni ancora si vuole arricchire con l'acqua. Forse la prossima guerra, mi auguro di no, sarà l'acqua a generarla, a scavarla, a produrla. Il grande bisogno dell'acqua. Abbiamo quasi 800 acque di laghi, mari, fiumi da tutti i continenti.